Salve a tutti, oggi è lunedì 23 settembre, con oggi sono 123 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, che in questo momento, come potete vedere, sono sotto un temporale e sono ormai ore che sta piovendo incessantemente e ci sono anche, incominciano ad esserci anche i fulmini e i tuoni che si stanno avvicinando sempre di più e questa cosa, come potete solo immaginare, su questa gru è terrificante, perché come potete vedere ovviamente è una gru ed è fatta tutta di ferro e l'acqua è dappertutto, no? È praticamente impossibile difendersi. Nonostante io abbia sistemato in qualche modo qualche telo di plastica per potermi riparare almeno un po', come vedete ho questa qui davanti è la tenda dove in questi ultimi giorni dormo l'ho spostata qui un po' più in basso, ma non è che poi alla fine non è che faccia molta differenza stare a 40 metri piuttosto che a 60, insomma, se, quando una volta che ci si precipita da queste altezze, la differenza è soltanto i numeri di pezzi da raccogliere. Detto questo, come vedete, tutto questo ovviamente alla precarietà che potete solo immaginare. Questi teli di plastica, appena il vento si alza forte, sono destinati a essere strappati via inevitabilmente e inevitabilmente io rimango sotto la pioggia e i fulmini. La cosa più agghiacciante è che dopo 123 giorni di questa tortura continua a esserci questa elefantiaca inerzia delle nostre istituzioni locali ed è pazzesco, nonostante siano stati questi, sono proprio loro i responsabili di questa situazione, no? Sappiamo bene quello che è riuscito a fare il sindaco Roberto Di Piazza, no? È pazzesco quello che è riuscito a fare, nonostante sapesse, no? Quello delle promesse fuffa che mi ha fatto e del prefetto Valerio Varetti, che ci ha messo 43 giorni, non solo per fare una telefonata al sindaco. Allora capite bene che con una classe politica e istituzionale di questo tipo siamo tutti morti. Cioè, dove andiamo? È allucinante quello che ci stanno facendo. Nonostante siano consapevoli del disastro che hanno creato. Ed è una follia proprio politica trascinare il tessuto sociale e produttivo di un paese nelle condizioni di non avere più nulla da perdere e ormai e così vale per tutti, no? Ci stanno facendo ogni giorno di tutto di più e purtroppo non abbiamo più nessuno che ci difende, non ci sono sindacati, come abbiamo visto, tutti quanti ormai sappiamo cosa sono i sindacati in Italia, ci hanno completamente venduti. Il mio sindacato, il SIB, Sindacato Italiano Balneari, e la FIPEL di Trieste, di Bruno Vesnaver e Paolo Salviato hanno partecipato persino al bando di gara della mia concessione, ma ci rendiamo di conto? Ormai è possibile tutto, hanno concesso qualsiasi cosa, hanno sdoganato le peggiori nefandezze e tutto piano piano sta diventando normale ed è questa la cosa ancora più aberrante e spaventosa. È normale che i sindacati partecipino ai bandi di gara dei propri tesserati, è normale che un cittadino, un normale cittadino, un piccolo imprenditore, per difendersi dalla loro inerzia, dalle loro furberie, dalla loro incompetenza, sia costretto a rischiare la vita e la salute su una gru da 123 giorni. Cioè,
veramente è pazzesco quello che ci stanno facendo e ci stanno facendo a tutti quanti, chi più, chi meno, chi in un modo, chi in un altro, ma ce lo stanno facendo a tutti. Io mi difendo in questo modo, ma perché non abbiamo, ormai è chiaro, non abbiamo armi e non abbiamo nessuno che ci difende. Non ci sono sindacati, non ci sono politici, non ci sono tribunali. Ormai quello che leggiamo e vediamo tutti i giorni è raccapricciante, sappiamo che siamo in balia di un sistema ormai profondamente corrotto, profondamente marcio, profondamente malato e quindi ci difendiamo così come possiamo. È per questo che vi dico dobbiamo rimanere uniti noi cittadini e stare attenti a non fare la guerra dei poveri e non confondere il bersaglio. Il bersaglio non siamo noi, semplici cittadini, piccoli imprenditori, artigiani, professionisti, operai, dipendenti, impiegati. Non siamo noi, non dobbiamo farci la guerra tra di noi, perché se no non abbiamo capito niente e sbagliamo il bersaglio. Dobbiamo comprendere bene chi sono le persone che stanno, ormai si è capito, stanno lavorando contro i cittadini, contro il bene, la salute, la dignità di noi cittadini. Io, come sapete, avevo un'impresa, ma era bella, sana, produttiva, dava lavoro a me e altre 15 persone. Me l'hanno strappata via con le furberie, con la loro inerzia, con la loro incompetenza, per metterla nelle mani praticamente di una multinazionale. Oggi è nelle mani di questo Paolo Fontanotte, il Pane Quotidiano, il quale ha alle spalle una holding della Pacorini, una multinazionale, come era abbastanza prevedibile che accadesse. Quello è praticamente la logica di pensiero di questa gente, era quella che ormai conosciamo tutti, di impoverire la classe media, di togliere ai più piccoli per dare ai più grossi affinché diventassero sempre più ricchi e sempre più grossi, no? Questo in nome di questo nuovo ordine mondiale, di questo turbocapitalismo o neoliberismo, come volete chiamarlo, ma sostanzialmente è questo. E queste persone, queste classi politica, istituzionale, praticamente sono diventati i camerieri di questo pensiero neoliberista, di questo nuovo ordine mondiale. No? Ed è pazzesco perché è una follia, questa è una follia politica, mettere nelle condizioni di non aver più niente da perdere alla classe, al tessuto sociale e produttivo di questo paese e questo è pazzesco, no? Ma lo stanno facendo, no? Hanno messo il tessuto sociale e produttivo di un paese nelle condizioni di non aver più nulla da perdere. È follia, veramente. Quello che ci stanno facendo è follia. E, io oggi non ho altro da dirvi e questa è la situazione che potete vedere.